Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Lo abbiamo visto, insomma, dalle bollette che stanno arrivando a casa ormai negli ultimi mesi, sempre più impegnative dal punto di vista della luce e del gas, bollette che stanno mettendo in ginocchio le imprese, le famiglie, insomma, le amministrazioni pubbliche che abbiamo documentato in queste settimane. Questa sera ne riparliamo, parliamo di nuovo di queste super bollette, però cerchiamo di dirvi come tagliarle, dandovi alcuni consigli per rendere la vostra casa meno energivora. In molti in questo periodo, insomma, si stanno chiedendo come fare a tagliare queste bollette, in una sorta di panico si stanno informando, cercando soluzioni immediate, ma naturalmente è molto difficile riuscirle a proporre. Noi ci proveremo questa sera con alcuni ospiti che vi presento subito, a partire da Matteo Mazzolini, che è il direttore di APE FVG, l'Agenzia per l'Energia della nostra regione. Buonasera Mazzolini. Buonasera. E buonasera e grazie per essere tornata a trovarci all'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. E buonasera e grazie anche a Vittorino Cuttini, referente di Federmetano del Friuli Venezia Giulia, che ci darà una mano soprattutto sul fronte del metano d'autotrazione, quindi auto e autobus. Buonasera Cuttini. Buonasera. Allora, io so, direttore, che voi siete subissati in questo periodo da tantissime persone che telefonano per avere informazioni. Naturalmente, diciamo, l'impianto fotovoltaico è quello che viene in mente subito, perché in tanti per tagliare l'energia adesso stanno pensando di ricorrere a questo, ma anche alle stufe a pellet, alle pompe di calore. Insomma, è una grande giungla, però diciamolo subito, è molto difficile, non c'è la bacchetta magica, faccio questo, taglio la bolletta, la casa non consuma più. Ecco, allora cominciamo a dare intanto qualche consiglio anche a tappe su come cominciare a prendere questo problema e come sfruttare anche i tanti vantaggi fiscali eventualmente che ci sono. Certo. Darei innanzitutto un suggerimento dal punto di vista metodologico. La prima cosa a cui pensare è come ridurre il fabbisogno di energia della propria abitazione, perché altrimenti un esempio che facciamo spesso è quello come tentare di riempire un secchio bucato. Quindi ridurre il consumo di energia della propria abitazione cosa vuol dire? Vuol dire intervenire sulle componenti passive, quindi i muri, i serramenti, il tetto, i solai, facendo un cappotto ad esempio, quindi aggiungendo una coibentazione al muro e sostituendo i serramenti con serramenti che oggi sono molto più performanti dal punto di vista energetico e quindi disperdono molta meno energia verso l'esterno. Fatto questo primo passaggio, che è indubbiamente impegnativo e non è magari disponibile per tutti, perché è più facile per una villetta singola, isolata, e meno semplice se si vive in un appartamento condominiale, anche se non impossibile, si può effettivamente riflettere su quali sono le tecnologie a disposizione, e ce n'è molte, il ventaglio è davvero grande al giorno d'oggi, per approvvigionarsi di energia in modo alternativo dalle fonti rinnovabili. Come giustamente diceva lei, viene naturale pensare al sole, perché è la fonte a cui tutti possono accedere, quindi alla tecnologia fotovoltaica per la componente elettrica, ma anche ai classici collettori solari termici per l'acqua calda. In questa regione da aprile a ottobre il contributo in produzione di acqua calda può essere molto significativo. Qui è molto importante, siccome le opzioni a disposizione sono molte, affidarsi ad un professionista che possa assistere la famiglia o comunque il consumatore nella scelta della configurazione più adatta a soddisfare le proprie esigenze. Questo perché molto spesso le tecnologie rinnovabili devono essere combinate tra di loro, quindi più tecnologie vanno a integrarsi, e quindi la configurazione rispetto al classico impianto a metano a cui siamo abituati è un po' più complessa. Allora, praticamente lo diceva, prima cosa cercare di isolare la casa, quindi far disperdere meno energia possibile. Oggi ci sono, sappiamo, tutta una serie di bonus edilizi che da questo punto di vista vengono incontro. Ecco, certo. Da dove partire e come partire? Beh, adesso quello in gran voga in questo momento è sicuramente il super bonus 110%. Questa è l'ultima misura, diciamo, varata dal governo ed è particolarmente interessante perché permette di coprire interamente tutta una serie di investimenti volti all'efficientamento della propria abitazione, come ad esempio il cappotto, la sostituzione di serramenti e tutta una serie di impianti che si vanno a integrarsi nella casa. Va fatta una precisazione:
Questa tipologia di bonus ha degli interventi cosiddetti trainanti, quindi interventi che vanno eseguiti prioritariamente, come ad esempio la coibentazione o la sostituzione anche dell'impianto di generazione termica con pompe di calore, e interventi trainati, quindi interventi che in un ordine di priorità vengono dopo e che sono ammissibili come costo esclusivamente se abbinati agli interventi trainanti, no? Quindi anche dal punto di vista degli incentivi direi che oggi c'è una pletora di bonus a disposizione. Abbiamo accennato brevemente al super bonus, ma c'è l'eco bonus al 65% che è sempre disponibile, c'è il bonus ristrutturazione al 50% e per un territorio come il nostro dove comunque la problematica sismica è presente ed è rilevante, è possibile accedere anche al sisma bonus, quindi abbinare a tutte queste misure anche un intervento di adeguamento antisismico della propria abitazione che dal punto di vista metodologico, di nuovo, andrebbe fatto prima degli interventi di efficientamento energetico. Questo perché si interviene sulla struttura dell'abitazione e quindi molto spesso sono interventi abbastanza invasivi che richiedono di raggiungere la struttura del fabbricato e quindi vanno eseguiti per primi. E in cascata si può invece intervenire con gli altri interventi di coibentazione, sostituzione degli serramenti, per ultimi integrazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Qui il fotovoltaico si abbina molto bene con le pompe di calore. Magari di questo parliamo dopo, così entriamo anche nel dettaglio di quelle che sono insomma, le varie opportunità. Avvocato Puschiasis, insomma, dal punto di vista anche di tutti questi bonus fiscali, come sta andando? Bisogna fare attenzione, molti si lamentano ancora, nonostante tutto l'iter che abbiamo visto anche in Parlamento, insomma, attualmente le cose sono migliorate o è ancora difficile con le carte da presentare, eccetera? C'è un consiglio che è il primo tra tutti, e anche chi mi ha preceduto l'ha sottolineato: bisogna affidarsi a dei tecnici che siano insomma, responsabili e che soprattutto si trovino nel territorio. Questa è una prima regola che consigliamo a tutti e oltretutto consigliamo anche di scegliere imprese del territorio. Questo perché? Non solo per insomma, in qualche modo dare ossigeno a un'economia locale, ma anche perché in questo modo riusciamo ad avere un maggiore controllo su quelle che sono le prestazioni che vengono fatte a favore del lavoro che dobbiamo realizzare. Noi abbiamo registrato effettivamente delle criticità in diversi cantieri e anche da parte di diversi consumatori che avevano sottoscritto dei contratti con delle società che non avevano sede in Friuli Venezia Giulia, ma anzi molto distanti dal nostro territorio, e dove purtroppo questi contratti non hanno mai avuto esecuzione, oppure hanno avuto solo un principio di esecuzione con uno studio di fattibilità che pareva un copia e incolla e nulla di più, e poi però il consumatore si è trovato in balia degli eventi. Sappiamo che per quanto riguarda il superbonus e le abitazioni indipendenti, la scadenza è ormai prossima, perché stiamo parlando del 30 di giugno di quest'anno, e quindi molte persone purtroppo, nonostante abbiano sottoscritto dei contratti di appalto per la realizzazione di questi interventi anche nella primavera del 2021, ad oggi non riescono a vedere ultimati o comunque eseguiti almeno il 30% dei lavori riferiti al superbonus. Quindi la prima raccomandazione quando ci si approccia ai bonus edilizi è assolutamente quello di affidarsi a professionisti e imprese affidabili del territorio e che conosciamo anche per la loro storia, perché purtroppo sul tema dei bonus edilizi abbiamo registrato anche un ulteriore fenomeno, cioè un fiorire di aziende che in molti casi si sono anche improvvisate negli ultimi 2 anni, quindi proprio sull'onda di questo grande incentivo che va a coprire oltre il costo dei lavori, cioè addirittura un 10% in più, e che hanno cercato ovviamente di fare business. Da qui la grande truffa delle cessioni del credito, che purtroppo hanno mietuto vittime anche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Vorrei rassicurare coloro che adesso si stanno approcciando a questi strumenti sul fatto che comunque è intervenuta da poco tempo una norma che va a mettere delle barriere protettive nei confronti sia della filiera dei soggetti che vanno poi a gestire la cessione del credito generato da questi lavori edilizi, sia a aumentare i controlli, e quindi in realtà ultimamente vediamo come le proposte che arrivano ai consumatori per effettuare interventi con i bonus edilizi siano proposte molto più serie rispetto a quelle che vedevamo qualche mese fa. Ecco, Mazzolini, voi siete anche ente certificatore, e quanto è importante partire anche dalla classe energetica della propria abitazione e rendersi conto anche di da dove si parte per poi fare degli interventi? Sì, paradossalmente quando lavoriamo con i bonus, se partiamo da classi energetiche inferiori, possiamo dire che è più semplice raggiungere l'obiettivo che ci pone lo strumento messo a disposizione dal governo. Quindi se partiamo da una classe G, logicamente salire di 2 classi, che è il requisito ad esempio del super bonus, è più semplice perché logicamente il potenziale risparmio a cui possiamo accedere è molto più significativo. Più le case invece sono state costruite recentemente e quindi hanno delle prestazioni energetiche e sono più in linea, ecco, con un concetto moderno di efficienza, è logico che lì si perde un po' del potenziale di risparmio che invece abitazioni costruite insomma, classicamente negli anni 70 e 80, quando a questi aspetti si pensava molto meno, è decisamente inferiore. Detto questo, non è solo una questione di risparmio energetico, ma secondo noi molte famiglie intervengono sulla propria abitazione per una questione di comfort. Alle nostre latitudini, sia d'inverno che d'estate, efficienza energetica si coniuga molto bene col concetto di comfort termico all'interno dell'abitazione, quindi questa è l'occasione, motivo in più, torno a dirlo anch'io, per affidarsi a professionisti. È bene abbinare la progettazione, la pianificazione di questi interventi, è bene affidarli a dei professionisti per ottenere tutti quei benefici effettivamente a cui posso accedere, quindi non solo in termini di risparmio energetico, ma anche in termini di migliore qualità della vita all'interno dell'abitazione. Sì, assolutamente, occhio anche alla classe energetica, soprattutto per chi ha intenzione di acquistare casa, perché è chiaro che lì insomma, può fare la differenza, magari il prezzo è sicuramente più basso, però poi bisogna mettere in conto che quella casa lì consuma anche molto di più. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare di questo e di altro con i nostri ospiti, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, insomma abbiamo dovuto fare i conti con delle super bollette, come abbiamo parlato appunto nella prima parte di questa trasmissione, ma sicuramente anche il caro carburanti ha inciso e sta incidendo parecchio, anche se abbiamo visto che insomma in questi giorni sono arrivate delle norme, delle contromisure diciamo da parte del governo, altre ne arriveranno anche da parte della regione per pagare meno il carburante, ma se questo vale per il diesel, per la benzina, per il GPL, non vale purtroppo per il metano. Allora coinvolgo proprio in questo Cuttini, referente di Federmetano per il Friuli Venezia Giulia, parliamo di metano da autotrazione in questo caso e quindi quello che riguarda le autovetture o gli autobus. Ecco, l'impennata del prezzo del metano è stata spaventosa, Cuttini. A quanto siamo arrivati, che escalation c'è stata e quali sono le motivazioni? Allora, siamo partiti da circa un anno fa e il prezzo alla fonte del materiale, cioè del metano, è aumentato circa di 10 volte. Questo è per paragonare con la benzina, è come se nello stesso periodo il prezzo del barile fosse passato dai 70 ai 700 euro al barile. La benzina è passata, il petrolio, dai 70 ai 100 euro, un aumento del 50%. Questo ha comportato un aumento delle materie prime, un aumento dei costi perché è aumentata l'energia per comprimerlo e per distribuirlo, e poi si è aggiunta a tutto questo anche l'IVA che ha fatto la ciliegina. Adesso a quanto siamo al chilo? Adesso la forbice va dai 2 ai 2,5 euro, con punte che possono arrivare anche ai 4 euro al chilo, che è completamente fuori dal mercato.
Sì. Questo è stato accentuato dal fatto che il legislatore si è dimenticato completamente del metano. Non c'è nessun incentivo, nulla sul metano. È stato fatto sul GPL, sulla benzina e sul diesel. Il metano è rimasto escluso, insomma sappiamo che uno dei motivi, oltre a quello ambientale, naturalmente per chi ha scelto un mezzo a metano, è proprio quello di risparmiare, ma in questo momento si sta trovando a pagare veramente di più di chi va a benzina. Di più, ma 4-5 volte tanto, qualche volta. La benzina adesso è scesa con gli incentivi intorno a 1,6 €, 1,7 €, pagare 4 euro, come c'è un distributore in Friuli che fa pagare il metano 4 euro, è una bella differenza. Sì, assolutamente, insomma lo citavo io, lo ha ribadito anche lei, insomma gli incentivi da parte del governo che sono entrati in funzione hanno tagliato di un 25-30 centesimi il costo del carburante, non è più conveniente fare il pieno in Slovenia, abbiamo visto invece nei giorni passati insomma, le lunghe file per attraversare il confine e fare il pieno. Noi vediamo appunto in questo servizio di Giancarlo Virgilio come insomma, le cose stanno ritornando alla normalità da questo punto di vista. Allora, sono completamente in riserva. Mi scusi, devo fare il pieno. Cosa mi dice? Mi conviene farlo qua a Udine oppure è conveniente andare in Slovenia? No, da ieri ci conviene rimanere a Udine, ecco. Ci conviene rimanere in Friuli Venezia Giulia, perché da ieri è entrato in vigore il decreto sulla riduzione dell'accise, dunque ci sono 0,25 centesimi più IVA di sconto su tutti gli impianti d'Italia, ecco. Da quanto tempo non accadeva questo taglio alle accise? Si ricorda lei una manovra del genere? No, io mi ricordo di manovre dove sono state aggiunte accise, ma non dove sono state tagliate, obiettivamente, ecco, a memoria, ecco. Avete subito una perdita di clienti in questo periodo di rincari? Chiaramente sì, quando eravamo oltre 2 euro al litro, 2,1 €, la gente si è mossa oltre confine o perlomeno non si è mossa, ha consumato molto meno. Il taglio delle accise è arrivato quando? È stato pubblicato lunedì sera, lunedì notte, con decorrenza immediata, dunque su ieri mattina. Infatti c'è stata una mattinata di gran movimento perché c'era gente incredula, non si capiva, ecco, alle 7:30 ci si trova con questa cosa qua da gestire e per chi ha giacenze importanti sottoterra si parla di migliaia di euro, ecco. Ma lei si è fatto un'idea di quello che è successo? Gli stakeholders del petrolio, ad esempio, hanno speculato, come dice qualche politico? Sicuramente c'è qualcosa che non va, perché se si parla di petrolio a 97 euro al barile, vendita a 2,1 € è una cosa che non sta in piedi. La Regione sta pensando, meditando di introdurre di nuovo il super sconto sperimentato l'anno scorso. Secondo lei si farà questa piccola correzione nel contributo regionale? So che il nostro referente nazionale Bruno Bearzi si sta incontrando con la Regione appunto per discutere di questa cosa qua. Non so i termini, sicuramente so che arriverà anche in fascia 2, però non so di certo se arriverà. La discussione è aperta per portarlo sia in fascia, per far aumentare sia la fascia 1 che la fascia 2. Poi vediamo se riusciranno a riportarlo questo super sconto. Ecco. Se dovesse essere introdotto la benzina, converrà veramente farla a casa propria? Sicuramente, già oggi conviene farla a casa propria perché con una benzina a 1,7 € e 34 è chiaro che se ci togli i 0,14 di fascia 2, mettiamo di fascia 2, si va a 1,6, a 1,61 e a 1,61 in Slovenia è 1,55, non conviene, vai e torna, hai risparmiato 7 euro, 5 euro, ma sì, il consumo del carburante è già ripagato. Ecco. Ha atteso fino all'ultimo l'intervento del governo per fare il pieno del carburante? Beh sì, naturalmente si cerca di risparmiare per quanto possibile, insomma. È mai andato in Slovenia le scorse settimane? No.
ho aspettato perché appunto anche era stato annunciato un ribasso, quindi ho atteso con fiducia. Si ricorda lei nella storia un taglio delle accise nella benzina, nel diesel? No, sinceramente non ricordo. Eccoci, pompa numero 3. 59,85. Dai, un ottimo prezzo. Alla fine ho fatto bene a resistere. Oggi facendo il pieno ho speso circa 60 euro. 2 giorni fa ne avrei spesi 73. Eh sì, è così, anche il nostro Giancarlo Virgilio ha fatto il pieno del servizio che aveva realizzato ieri e insomma il super sconto arriverà anche sì, qui in Friuli Venezia Giulia, dopo vi facciamo sentire le parole del presidente Fedriga. Puschiasi, se l'ha detto anche il ministro Cingolani, poi alla fine questa è stata una grande truffa, però chi restituirà questi soldi che sono stati spesi in più in questo periodo ai cittadini? Probabilmente nessuno, anzi continueremo a pagare. Purtroppo la verità è questa. Fortunatamente ci siamo accorti e si è voluto anche manifestare, insomma, il ministro Cingolani è stato molto esplicito come effettivamente questo prezzo che ha continuato a crescere vertiginosamente fosse causa di speculazioni che ovviamente non avvengono alla pompa, cioè non avvengono al distributore, perché sottolineiamo come del prezzo che noi paghiamo alla pompa circa il 57% è riferibile a tasse e accise. E il gestore della pompa riesca a trattenere del prezzo solo circa 3 centesimi e mezzo, quindi la speculazione non avviene lì, la speculazione avviene a monte. Il prezzo ovviamente si gonfia anche perché c'è una necessità di trasporto dei carburanti e di lavorazione dei carburanti e ovviamente la lavorazione e il trasporto avvengono con energia e quindi ritorniamo sempre al punto di partenza. Se aumenta il costo dell'energia elettrica e del gas, ovviamente a cascata aumenta il prezzo dei carburanti, come aumenterà anche il prezzo delle materie prime e dei generi alimentari, perché ricordiamoci che l'85% circa delle merci che noi troviamo in distribuzione viaggia su gomma, quindi sentirà appunto l'incremento dei prezzi dei carburanti come l'incremento dei prezzi legati alla refrigerazione, alla lavorazione. Quindi sicuramente insomma, i prossimi mesi non saranno una passeggiata per tutti noi, dovremo essere molto più responsabili poi nel controllare anche la nostra spesa e quindi nel gestire la nostra spesa. Non vuol dire che non riusciremo più a fare la spesa e che non ci saranno più generi alimentari o prodotti come si legge in alcuni articoli assolutamente allarmanti. Non accadrà nulla di tutto questo, però sicuramente degli incrementi li percepiremo su pasta, su farine, su generi alimentari insomma, che utilizziamo quasi quotidianamente e quindi importante sarà essere più attenti alle offerte. In questo modo riusciremo sicuramente a contenere gli aumenti, non dico a non sentirli, però sicuramente ad alleviarne gli effetti. In base a delle stime, insomma, si è registrato come sicuramente anche nel secondo semestre del 2022 ci sarà purtroppo un aumento dei prezzi legato a che cosa? Legato alla carenza del grano, che è l'altro grande tema che assilla sia allevatori sia produttori appunto di generi alimentari sia i coltivatori per appunto la crisi che si sta verificando in Ucraina, chiamiamola crisi anche se è una guerra. Eh sì, è tutto insomma, una catena che si riflette anche su tutto il resto e ce ne stiamo già accorgendo. Ci fermiamo per la pubblicità, intanto prendete carta e penna perché poi il direttore Mazzolini spiegherà bene insomma tra pannelli fotovoltaici e stufe a pellet, insomma entreremo un po' nel campo insomma, dei consigli, quelli pratici, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, allora come detto prima della pubblicità adesso chiediamo al direttore di APE FVG Matteo Mazzolini di darci proprio qualche indicazione pratica. Allora partiamo dall'impianto fotovoltaico, quale può essere l'investimento iniziale, quali vantaggi fiscali ci possono essere, quale può essere un impianto che una famiglia, un'abitazione unifamiliare diciamo classica può pensare di mettere in piedi, fatta la premessa che insomma prima andrebbe naturalmente coinventata la struttura, ma insomma diciamo se adesso uno volesse mettere l'impianto fotovoltaico di casa,
come si deve orientare? Sì, il ragionamento deve partire sempre da quella che è la mia domanda di energia, quindi devo avere un'idea di quanta energia consumo nel corso dell'anno. In questo caso sia elettrica, perché l'impianto produce energia elettrica e quella la consumo direttamente, quindi le luci, le televisioni, gli elettrodomestici, eccetera, ma anche se lo abbino con una tecnologia come la pompa di calore che mi permette di riscaldare l'abitazione e di raffrescarla d'estate, devo pensare anche al mio fabbisogno di energia termica. Questo permette effettivamente di massimizzare l'investimento e lo rende anche leggermente più complesso perché logicamente la pompa di calore, quando abbinata al fotovoltaico, richiede che ci sia l'energia solare per funzionare. Questo è uno dei limiti delle fonti rinnovabili, non sono disponibili sempre, si dice che non sono programmabili dal punto di vista tecnico, quindi funzionano nel caso dell'impianto fotovoltaico quando c'è il sole. Questo implica delle scelte a livello impiantistico, ad esempio la pompa di calore dovrebbe funzionare quando l'impianto produce energia elettrica, quindi nell'arco della giornata, nell'arco diurno della giornata, oppure posso aggiungere un ulteriore componente, oggi possibile, un accumulo di energia che mi permette un po' di aumentare la frazione di utilizzo dell'impianto fotovoltaico e anche di spostarla nell'arco del giorno. In ambito domestico, tradizionalmente l'impianto di riscaldamento si accende la mattina prima di andare a lavorare, che è anche il momento più freddo della giornata, e in questo momento d'inverno non c'è il sole, noi ci alziamo che è scuro, come tutti possono sperimentare. Quindi questa tecnologia è logico che in questo momento dovrebbe produrre calore e non può utilizzare l'energia messa a disposizione dal sole. Quindi per rendere un'idea di come le configurazioni possono essere più articolate di quelle a cui siamo abituate, bisognerebbe pensare, come si diceva, a delle forme di accumulo elettrico, se devo spostare il mio consumo elettrico, ma anche termico. Posso abbinare all'interno dell'impianto anche accumuli termici, ci sono dei serbatoi di acqua calda, perché ad esempio potrei far funzionare la pompa di calore nell'arco della giornata per caricare il mio accumulo termico, portarlo a una temperatura insomma, di 70-80 gradi e poi emungere l'energia che mi serve nei momenti in cui decido di riscaldare la casa. Questo per fare un esempio del perché è necessario rivolgersi a professionisti che sono in grado di contemplare tutti questi aspetti e di declinarli in un progetto. L'investimento quanto può essere grosso modo, anche se insomma poi bisogna vedere insomma, soluzioni su misura naturalmente, ma quanto può essere un investimento? Fatte salve le disponibilità di spazio che sono necessarie, logicamente, in copertura, eccetera. Non so se potremmo calcolare a prezzi odierni circa 1.500 euro per kilowatt di potenza di fotovoltaico installato. Teniamo presente in un'abitazione, possiamo andare dai 3 ai 5 ai 6 kilowatt di potenza installata, quindi una cifra che si aggira dai 5.000 ai 10.000 euro. E per la pompa di calore, qua dipende sempre logicamente dalle potenze che installiamo, motivo in più per cui se faccio seguire l'installazione dell'impianto a quegli interventi di efficientamento di cui abbiamo parlato prima, posso utilizzare potenze più piccole, certo. perché l'energia che mi occorre è molta di meno. Questo si traduce in un investimento iniziale minore, in tempi di ammortamento più veloci, ma anche qui qualche migliaia di euro, insomma. Che vantaggi fiscali ci sono oggi da questo punto di vista? Dipende dalla tipologia di strumento che voglio utilizzare. Col superbonus, se ben configurato, potrei coprire completamente i costi di installazione sia del fotovoltaico che della pompa di calore, fatto salvo il fatto che devo garantire i 2 salti di classe energetica complessivi del fabbricato e che devo abbinarli a degli interventi trainanti. Altrimenti? Altrimenti con l'ecobonus, ecco, in questo caso potrei accedere per la parte del generatore di calore, mentre magari per la parte fotovoltaica dovrei accedere con il tradizionale 50%. Diciamo che il legislatore aveva detto che avrebbe un po' semplificato tutti questi strumenti, in realtà
La notizia buona è che ne abbiamo veramente tanti a disposizione, quindi ci si può sbizzarrire a combinarli e a utilizzarli insieme. È logico che ogni strumento ha regole diverse di accesso e quindi, specialmente quando si combinano strumenti diversi, bisogna fare attenzione alle condizioni di ammissibilità, alle percentuali di copertura dei costi, ai tempi anche di realizzazione, come diceva giustamente la rappresentante l'avvocato Puschiassis, per le ville singole, ad esempio il superbonus, si esaurisce nell'arco di quest'anno e richiede che il 30%, no, dell'intervento venga realizzato entro il prossimo giugno. Per i mini condomini e per i condomini i tempi sono un po' più dilatati, quindi possiamo spingerci Velocemente, i pannelli solari termici? I pannelli solari termici, secondo me, a questa latitudine, nelle nostre condizioni, sono un investimento assolutamente da suggerire. Diciamo che il costo di investimento si ripaga, non c'è un grande guadagno dal punto di vista economico, però c'è un grande guadagno per l'ambiente, dal fatto che, come dicevo prima, da aprile a ottobre riesco a produrre acqua calda in totale autonomia, non solo, con una configurazione particolare potrei comunque utilizzare l'energia solare anche nei mesi invernali per ridurre quel salto termico che devo coprire con l'acqua di riscaldamento. E quindi direi che, visto che di sole ne abbiamo tanto, è assolutamente e che richiedono poco spazio, perché per una famiglia si tratta di installare pochi metri quadri in copertura, direi che è assolutamente un investimento da considerare perché fa bene all'ambiente ed è intelligente da fare. Grazie, dopo parliamo anche del riscaldamento di casa. Insomma, si parlava prima, no, dell'energia elettrica, del gas, molti si chiedono ma ha aumentato il gas, però perché aumenta anche l'energia elettrica? Beh, se voi andate a vedere nella bolletta di casa, lo potete fare tranquillamente, perché tutti ce l'abbiamo purtroppo, abbiamo visto con le cifre che arrivano, c'è una parte che indica anche l'energia da dove viene prodotta, cioè quell'azienda lì come produce quell'energia elettrica. Beh, se voi lo vedete per esempio nel mercato di maggior tutela, il 70% di quell'energia lì viene prodotto con il gas naturale, ecco, mentre invece altre voci, 5% il nucleare, addirittura le fonti rinnovabili sono ferme praticamente al 5%, ma ogni gestore poi produce l'energia in modo, altri gestori magari possono avere l'energia rinnovabili sicuramente con una percentuale più alta, ecco, Puschiasis, questo per dire che adesso c'è anche il solito dilemma, anche se non c'è proprio una deadline ancora, mercato di maggior tutela o mercato libero, siamo tempestati di telefonate che ci propongono tutte le soluzioni migliori del mondo, come ha ribadito anche lei tante volte, se arrivano al telefono in genere non sono delle fregature, ecco. Comunque come orientarci su questo fatto, no? Sicuramente anche il gestore, però come dicevo prima, insomma, c'è questo legame molto forte sulla produzione di energia che poi deriva dal gas molto spesso. Sì, diciamo che in media comunque il 50% dell'energia elettrica viene prodotta col gas, quindi è ovvio, no, che gli aumenti sono anche collegati. Abbiamo parlato prima della speculazione, abbiamo parlato di come questa speculazione in realtà non sia alla fine della catena distributiva e di vendita del gas e dell'energia elettrica, ma si inserisca molto a monte e sia riferibile a trader che speculano sui prezzi appunto dell'energia e del gas nella vendita all'ingrosso quindi. Attenzione, lo ribadisco ogni volta, ma penso che non siano parole sprecate, non concludiamo mai nuovi contratti con un nuovo fornitore al telefono. Nel momento in cui ci raggiungono telefonicamente, chiudiamo la telefonata in modo molto gentile e riserviamoci però noi stessi magari di fare una verifica se per la nostra utenza ci possono essere delle offerte migliorative rispetto a quella che abbiamo adesso, che sia di maggior tutela o che sia del libero mercato. Uno strumento molto utile è il comparatore delle offerte che si trova sul sito dell'ARERA. Ci sono circa 4.000
diverse offerte, ovviamente riservate alcune ai cittadini, alcune invece alle imprese, alcune sono per il gas, altre per l'energia e altre sono combinate, quindi sono per energia elettrica e gas. L'importante nel momento in cui utilizziamo questo comparatore per capire se ci può essere un'offerta che magari è più conveniente rispetto a quella che noi abbiamo è di avere i dati della nostra bolletta e dei consumi annuali sotto mano, perché solo con quelli possiamo ovviamente ritagliarci un piano che possa essere come un vestito modellato sul nostro fabbisogno. Ci sono anche molte offerte che magari bloccano il prezzo dell'energia per i 24 mesi, 12 mesi. Assolutamente sì, ecco, e queste sono consigliate. Bisogna approfittarne, dopo 24 mesi è facile anche recedere e cambiare ancora, arriva la fregatura dopo, insomma sono affidabili? Allora, in realtà sono più affidabili, sono migliori, hanno delle condizioni migliori proprio perché riescono a gestire gli aumenti nel lungo periodo, gli aumenti ma anche le riduzioni, perché insomma si spera che pian piano ci possa essere un'oscillazione dei prezzi. Quindi se dobbiamo pensare al mercato libero proviamo a concentrarci su questo tipo di offerte, sapendo che comunque c'è la possibilità anche di recedere. È ovvio che il controllo poi deve essere costante, perché ci siamo trovati in tantissimi casi dove il consumatore aveva sottoscritto un contratto con determinate tariffe, poi attraverso delle modifiche unilaterali queste tariffe sono state variate e ovviamente poi le sorprese, insomma, possiamo capire quali sono state, quindi bollette assolutamente difficili anche da sostenere. Vorrei ricordare come in questo particolare periodo il governo abbia messo in campo degli strumenti per poter in qualche modo ammortizzare questi aumenti. Il primo è quello legato alla possibilità di rateizzare le bollette, però in base alla legge solo per gli utenti che hanno lasciato scadere la bolletta, quindi solo a quel punto arriverà da parte del fornitore una lettera dove verrà edotto l'utente che può appunto approfittare di una rateizzazione fino a 10 rate. È vero anche che le associazioni dei consumatori hanno concluso degli accordi con le varie società del mercato libero per poter garantire anche dei piani di rateizzazione da concordare prima della scadenza. È vero altresì che sono pochissime le famiglie che stanno utilizzando questi strumenti di rateizzazione perché ovviamente la bolletta va pagata e quindi ci si vuole in qualche modo liberare del pensiero. L'altro strumento invece è quello del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas, che riguarda sia il mercato libero che il mercato di maggior tutela e è automatico nel caso in cui la famiglia abbia fatto l'ISEE e quest'ISEE sia risultato inferiore ai 12.000 euro. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Ultima parte di Economai FVG, ne abbiamo parlato in precedenza. Il metano naturalmente ha riservato delle grandi sorprese per i possessori di un'auto a metano, ma bisogna dire, Cuttini, che ci sono anche tutta una serie di investimenti che ha fatto il pubblico, pensiamo ai mezzi pubblici anche in maniera lungimirante, e adesso si ritrovano con costi del carburante alle stelle. Ecco, da quel punto di vista qual è la difficoltà che incontrano? Ecco. Il problema è se non interviene il legislatore si può fare decisamente poco. Sto pensando a Udine e a Pordenone. Pordenone stava cominciando a passare al metano per ridurre l'inquinamento e per ridurre le spese e si ritrova con mezzi che non fa correre perché a metano costerebbe decisamente di più. Udine ha solo mezzi a metano, se non c'è un aiuto non si fa assolutamente nulla. Ecco, ci può essere anche un rischio, insomma, diciamo, non di interrompere il servizio sicuramente, ma di doverlo ridurre, perché non c'è un'alternativa, questi mezzi vanno a metano, punto. Punto, basta, vanno a metano, non c'è altra alternativa, a meno che non affittino autobus da altre parti. Udine sarebbe paradossale. La speranza è che il legislatore faccia un bonus riducendo l'IVA come è stata ridotta per il GPL e faccia il credito d'imposta per le attività del 20% come è stato fatto col GPL. Siamo un po' stati dimenticati, non si capisce il perché.
Sì, questo sicuramente è un problema molto importante. Chi non è stato dimenticato, altro fronte, insomma, quello che abbiamo detto prima, ci sarà anche il super sconto che va ad aggiungersi agli incentivi, insomma, al taglio delle accise messe in campo dal governo, lo ha confermato ai nostri microfoni a Daniele Paroni il presidente Fedriga. Sentiamo. Il taglio delle accise a 25 centesimi di fatto stabilito per decreto si sente già. La Regione vuole fare la sua parte con il maxi sconto che si attiva quando? Noi approveremo nella giunta di venerdì la delibera per attivare lo sconto massimo che possiamo mettere in campo che partirà da aprile. Quindi da aprile in Friuli Venezia Giulia ci sarà la sommatoria sia del decreto nazionale che delle scelte regionali. Indistintamente per la fascia 1 e 2? Ovviamente non saranno a scalare esattamente come prevede la norma e come possiamo andare in delibera. Faremo il passaggio in giunta venerdì, successivamente andrà nelle commissioni consigliari e quindi diventerà operativo. Il benefit andrà avanti per quanto? Avete messo magari una scadenza? No, noi operiamo come abbiamo fatto lo scorso anno di mese in mese, rispetto alle esigenze lo teniamo in piedi, ovviamente è una misura estremamente onerosa e quindi se c'è necessità lo facciamo perché tiene in piedi un sistema economico importante. Se la situazione dovesse migliorare, come mi auguro, e quindi possa tornare a un mercato normale anche il prezzo della benzina e del gasolio, ovviamente dovremo fare delle scelte conseguenti. Senta, quanto pesa sul bilancio? Beh, dipende per quanti mesi lo portiamo avanti, ovviamente noi abbiamo un aumento importante che sfiora i 20 milioni di euro se dovessimo andare avanti per tutto l'anno. Ci auguriamo però che il mercato ritorni ad essere un mercato stabile e non con questi livelli che oggettivamente sono insopportabili. Ecco, quindi andrà a finire che almeno per un mesetto faremo sicuramente invidia alla Slovenia con i prezzi del carburante che pagheremo noi. Ritorniamo a parlare di casa, però proprio in settimana APFVG a Pordenone insomma, ha dato vita a un convegno molto importante sul riscaldamento da biomassa. Ecco. A questo interno c'era la presenza anche dell'Ordine degli Ingegneri e noi abbiamo chiesto proprio a Vittorio Drigo, che fa parte dell'Ordine degli Ingegneri di Pordenone, una considerazione sul teleriscaldamento, che è sicuramente una modalità che al momento non è molto in voga, ma che potrebbe diventare un'arma vincente, insomma, nel prossimo futuro. Sentiamo. La produzione nostra di legno della pedemontana, che non è un legno pregiato, e la crescita forestale annua, ci dicono i nostri colleghi forestali, che permette un utilizzo della foresta in maniera intelligente e programmato, tale da rendere disponibile questa risorsa, la biomassa legnosa, per produzione di calore e anche energia elettrica, ma comunque fissiamoci solo sulla produzione di calore, che è il più facile. Noi guardiamo prevalentemente a una produzione di impianti di taglia media, perché sono quelli che garantiscono una complessità e una innovazione, impianti con delle sensoristiche innovative tali per cui le emissioni in atmosfera sono veramente ridotte al minimo. Si parla adesso di emissioni inferiori a 1 microgrammo per normale metro cubo e quindi veramente al minimo. Ecco, gli impianti di media taglia, quindi, che possono servire una decina di villette o di ville a schiera, una scuola, una palestra, eccetera, quindi impianti che viaggiano da una potenza dei 200 al 100 kW termici al megawatt circa, ma abbiamo anche nel territorio esempi di centrali biomasse con potenzialità molto più elevate che stanno funzionando molto bene da tanti anni. Per esempio la centrale vicino a Portogruaro della Zignago Power, che ha una rete di teleriscaldamento che serve 250 abitazioni più tutta una serie di servizi per la collettività, il centro medico San Biagio, a banche, eccetera. Qual è il sistema, il funzionamento di queste centrali biomassa? Come funzionano? Allora, la centrale biomassa parte da un legname che può essere di vario tipo, che viene ridotto in pezzature minime, che si chiama cippato. Non è il pellet, è una situazione di legno semplicemente ridotto di dimensioni,
facile da essere gestito in cumulo e facile da essere movimentato attraverso dei macchinari anche automatici tipo coclee, magazzini di stoccaggio, eccetera, che automaticamente caricano la parte di riscaldamento, la parte della caldaia della centrale termica, e quindi per autocombustione, per combustione all'interno, produce calore, e dal calore poi si ottiene un vapore, quindi per riscaldamento si ottiene vapore che viene portato attraverso una rete di teleriscaldamento alle abitazioni. Gli impianti ideali, ripeto, sono quelli che hanno una taglia dai 200 kW al megawatt, perché possono servire una serie di unità, una serie di utilizzazioni, e danno anche la possibilità di poter essere gestito in maniera, come dire, continua, con una periodicità, diciamo, giornaliera o di 2 o 3 giorni, ma se è solo una questione di controllo, perché sono impianti comunque complessi che hanno bisogno così di essere tranquilli che tutto funzioni, che non ci siano intasamenti, che non ci siano, ecco. Quale può essere l'investimento iniziale e se ci sono naturalmente da questo punto di vista degli incentivi? Sì, allora, gli incentivi c'erano e ci saranno ancora per le reti di teleriscaldamento, che è la cosa, diciamo, che è forse più costosa di questi impianti, cioè portare il riscaldamento nelle abitazioni. Però dall'altra parte, insomma, pensiamo che c'è un risparmio notevole, che non c'è più la caldaia all'interno delle proprie abitazioni, non c'è più la produzione di CO2 attraverso il bruciare per esempio metano o altri gas, quindi assolutamente eliminiamo la dipendenza dalle fonti fossili e rimaniamo su una risorsa rinnovabile che è disponibile sul territorio. L'ideale sarebbe quindi creare una sorta di rete di queste centrali. Esattamente, sì, esattamente. Più che altro è una filiera che parte proprio dalla montagna e poi attraverso una serie di organizzazioni, quindi di società, quindi c'è anche un impegno non indifferente di società e di personale che poi alimenta e fornisce questo cippato e che quindi crea tutta una filiera di opportunità anche di impiego, di lavoro e quindi anche di reddito. Ecco, gli investimenti sono paragonabili agli investimenti che c'è per ogni abitazione di una centrale, di una caldaia a metano, quindi non so, se dobbiamo installare per riscaldare 10 villette, più o meno l'investimento è pari a 10 volte il costo che c'è per ogni villetta. Ecco, questo è. Quindi alla fine il risparmio economico e il bilancio tecnico-economico comunque c'è ed è interessante. Siamo quasi in chiusura, allora vi chiedo un po' di rapidità. Direttore Mazzolini, per quanto riguarda le stufe a pellet, anche queste tornate molto in voga in questo periodo, ecco, quali sono anche qui i vantaggi fiscali e come orientarsi? Sì, sono una di quelle tecnologie incentivate. Vantaggio del pellet, prezzo stabile da 10 anni, è assolutamente molto conveniente se paragonato allo stesso costo con metano o con derivati petroliferi. Altro grande vantaggio, l'automazione. Il pellet ormai è un combustibile con una qualità molto elevata, un'alta densità energetica, che permette quindi di utilizzarlo anche per programmare la produzione del riscaldamento, quindi veramente la differenza rispetto agli impianti tradizionali possiamo dire che è minima se escludiamo la necessità periodicamente di fare provvista di pellet. Potenze disponibili dal più piccolo, dalla stufa per riscaldare il singolo vano abitativo all'intera abitazione, quindi la caldaia che può sostituire il generatore a metano o a gasolio. Prezzi un po' più elevati, ecco, di quelli delle tecnologie tradizionali a metano, dove ormai i prezzi sono veramente bassissimi, però anche qui col vantaggio di utilizzare un combustibile rinnovabile, locale, prodotto in loco,
e con un prezzo, come ho detto, molto stabile negli ultimi 10 anni. Vantaggi, insomma, oltre ecobonus 50%, c'è anche il conto termico. Sì, c'è anche il conto termico, è un ulteriore strumento a disposizione dei cittadini che va, come un po' suggerisce il nome stesso, a finanziare tutte quelle tecnologie per produrre calore, no? Da cui il conto termico. E anche qui le richieste sono logicamente di adottare tecnologie innovative, quindi a basse emissioni in atmosfera e alto rendimento, e con diverse percentuali, insomma, di contribuzione, ma assolutamente significative. Ecco, col conto termico si ha peraltro il ritorno di una parte dei soldi direttamente con bonifico, sì. Immediato praticamente, rispetto ad aspettare, insomma, le rate del 50%. Cuttini, siamo in chiusura, come dicevo, però un ragionamento con lei vorrei farlo sul biometano. Ecco, quali sono? Il biometano è il futuro del metano, è il futuro ecologico del metano. Adesso viene fornito circa il 30% del parco circolante con biometano. Le potenzialità al 2030 sono di duplicare l'attuale disponibilità di biometano, praticamente di fare 3 volte il parco circolante a metano, farlo circolare a biometano, l'attuale parco circolante. Insomma, anche questo potrebbe dare una mano non solo all'ambiente, ma anche, insomma, ai nostri portafogli. Io ringrazio veramente moltissimo gli ospiti che sono stati qui con noi, Matteo Mazzolini, Barbara Puschiasis e Vittorino Cuttini. Grazie per averci dato una mano, insomma, a cercare di dare qualche consiglio a casa su come tagliare la bolletta. Naturalmente, insomma, i siti della Federmetano, di Consumatori Attivi e di APFVG li potete trovare anche tutti i contatti e potervi informare ancora meglio. Grazie, in regia Simone Caramaschi e Fabio Di Bernardo. Finisce qui questa puntata di Economai FVG. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Buona serata.